Qui in mano ho due bollette elettriche, una di luglio 21 e una di luglio 22. Ripeto, siamo passati da, io vi do un costo a kilowattora onnicomprensivo di tasse, trasporti e tutto quanto IVA, siamo passati da un 0,20 del 2021 tondo a un 0,55 euro a kilowattora del 2022. Stesso mese, voglio dire, è improponibile, un aumento pazzesco che ci mette estremamente in difficoltà. 14.859 euro pagati a luglio 2021, 39.295 euro a luglio 2022 e un tetto coperto dal 2010 dal fotovoltaico con un investimento di oltre 1 milione di euro che gli consente di produrre 66.000 kW di energia elettrica che il GSE, ente fornitore, gli pagherà meno di 4.000 euro. È incredulo e amareggiato Michele Barbetta, titolare con i due figli di un allevamento di 280.000 galline ovaiole a Carceri, nella Bassa Padovana, prima di essere presidente di Confagricoltura Padova. Una bolletta del genere non se l'aspettava. Si era messo sì in preventivo un aumento anche importante e consistente della materia energia, però non sicuramente a questo punto. La cosa un po' folle che mi sento di dire è che questa azienda agricola ha un megawatt che sono 1000 kWh installati, 999 per la precisione, sui tetti dei propri impianti, dei propri allevamenti. Si trova a vendere grosso modo la stessa energia che acquista, però dell'energia che io vado a vendere praticamente oggi il GSE mi paga nulla perché darà lo 0,058 a kilowattora contro i 0,62 che questa azienda spende o i 0,55 meglio che questa azienda spende. Questo trovo assurdo. Azienda energivora la sua, da qui l'investimento, con una situazione complicata da un luglio caldissimo, con necessità di abbassare le temperature all'interno dell'allevamento per permettere agli animali di produrre uova, galline che qui erano rientrate da poco perché, come gran parte degli allevamenti della Bassa Padovana, anche l'azienda di Michele Barbetta era stata colpita dal virus dell'influenza aviaria a fine autunno. Questa azienda era diventata focolaio nel 30 novembre del 21 e abbiamo rimesso dentro gli animali ai primi giugno 22, quindi siamo stati fermi. Ovviamente l'energia prodotta non è da gennaio, da dicembre dell'anno scorso fino a giugno di quest'anno, non l'abbiamo utilizzata, l'abbiamo venduta al 100% in rete.